Con il governatore del Veneto, Luca Zaia. Buonasera Presidente. Buonasera, buonasera. Intanto ho visto che ci sono molti esponenti del vertice della Lega, c'era poco prima seduto accanto a lei Flavio Tosi, allora tutti i leghisti si chiederanno, insomma, queste anime diverse della Lega sono così diverse, riusciranno a ricompattarsi? Lei dice sempre che non ci sono marognani, bossiani, no? C'è un unico partito, ma certamente ci sono visioni e contrasti abbastanza evidenti. Beh, direi che innanzitutto è un grande elemento di comunicazione per i giornali o per chi comunque deve sbarcare il lunario, quindi ha qualcosa da scrivere. La verità è che la Lega è una sola, glielo dice una persona peraltro che non ha mai fatto parte di cordate, di correnti o di qualche altra filone di pensiero. Noi abbiamo un unico obiettivo, l'ho detto anche questa sera nel mio intervento, che è quello di difendere le tasse dei nostri veneti. Sono 18 miliardi all'anno che mandiamo a Roma e questi se li dilapidano nel vero senso della parola. Basti pensare cosa costa un pasto in ospedale al sud, viene a costare 60-80 euro contro i 6,5 euro da noi, piuttosto tutto quello che conosciamo rispetto agli sprechi. Vorremmo mettere a posto tutto questo e fare in modo che i veneti non paghino più. Senta, il presidente Napolitano ha detto sì, ci vuole il coraggio, ma bisogna stare attenti all'incoscienza. Cosa significa secondo lei? Ma guardi, io ho il massimo rispetto del Presidente della Repubblica, però ciò non toglie che la sua libertà finisce dove inizia quella degli altri, per cui non condivido assolutamente ad esempio le prese di posizione sull'immigrazione. Io penso che noi dobbiamo difendere la sovranità dei nostri confini, come accade in tutta Europa, e non fare sempre i primi della classe e magari trovarci a essere quelli che aprono 8.000 km di coste, accettano tutti per poi vedere le scene che abbiamo già visto. Presidente, gli ultimi sondaggi parlano della PD al 28, adesso non do da 28,4, il PDL 24,8, il Movimento 5 Stelle a 21,5, la Lega sarebbe collocata al 4%. Come farete a recuperare posizioni, anche se poi insieme al resto del centrodestra, il centrodestra risulta sopra il centrosinistra, stando al sondaggio Galleri che ho visto questa sera? Io le dico questo, le dico che si recuperano i consensi con i fatti. Tanto è vero che io mi sono dedicato H24, cioè 24 ore al giorno, alla regione e ai veneti, non mi sono dedicato alle segreterie, alla politica e a tutte le cose che voi bene sempre avete raccontato di me. Penso che quando tu apri gli ospedali 4 sere alla settimana, quando hai il coraggio di fare delle battaglie magari contro anche spesso chi non la pensa come te, quando difendi i veneti fino in fondo, quando hai il coraggio anche di fare delle denunce scomode e quando comunque ti senti questa responsabilità, poi saranno i veneti a giudicare. Io dico sempre, noi siamo forti nell'amministrazione, quando sarà ora vedremo. Presidente, lei è appena tornato dalla Francia. Sono appena tornato dalla Francia, abbiamo firmato un grande accordo, la macro regione alpina, e quindi anche qui un'ulteriore novità di Veneto, Lombardia, Baviera, pezzi di Francia, Svizzera, Trentino Alto Adige, Bolzano, che si mettono assieme per dar vita a una sorta di nuovo cantone europeo. Lei diceva però che a questo tavolo sono presentati anche i ministri italiani, un segno forse di debolezza? Beh, una grande sorpresa, sono presentati 3 ministri, la Bonino, Moavero e Trigiglia. Non so se sono venuti per sostenersi o perché preoccupati, comunque noi abbiamo firmato. Lei però durante l'incontro ha parlato del muro di Berlino, di un sogno che si è avverato in Germania e di un sogno che potrebbe essere anche quello veneto. Sì, io penso sempre che l'indipendenza e la possibilità di sentire i veneti sull'indipendenza sia quantomeno un fatto di rispetto nei confronti dei veneti. Ho fatto l'esempio del muro di Berlino, tutti hanno parlato per anni, per 40 anni del muro di Berlino, poi
un po' di ragazzi, 18enni, 20enni, una sera li abbiamo visti sopra il muro con tanto di mazze e martelli e lo hanno distrutto nel 1989. Per cui quando parte il Big Bang finisce così. Senta Presidente, tra le altre cose che lei ha lanciato ha parlato del ministro Kyenge e così dello Ius Soli, qui a Treviso poi se ne sta parlando ampiamente con questa sorta della cittadinanza onoraria ai bambini. Lei ha detto che i bambini sono come la Croce Rossa, non vanno toccati. Ma sì, far polemica, far politica sui bambini risulta sempre difficoltoso e anche, posso dire, anche poco rispettoso. Dico che c'è una legge in Italia che dà la cittadinanza dopo 10 anni di residenza a un adulto. A un bambino deve attendere i 18 anni di età, quindi se fosse a 10 anni anche per il bambino non lo trovo scandaloso. La verità è che il comune di Treviso dovrebbe invece chiarire un'altra cosa, l'impressione prima di tutto che questa non sia un'emergenza degli immigrati trevigiani avere la cittadinanza onoraria simbolica peraltro per i bambini, ma l'altro dato invece concreto è quello che dietro questa azione si nasconde, è ovvio, è chiaro, lo Ius Soli, nel senso che il comune chiarisca se è a favore o contro lo Ius Soli. Questa è la domanda pubblica che faccio. Il comune di Treviso, cioè i suoi amministratori, la maggioranza, è a favore o contro lo Ius Soli? Io sono contro per un semplice motivo, che non trovo corretto dare la cittadinanza a un bambino che nasce qui e poi se ne va in giro per il mondo, non sa nulla dei veneti, dei trevigiani, degli italiani. Questo in tutti i paesi è regolamentato, come al solito gli italiani vogliono fare i primi della classe e per cui è così. Poi penso anche, lo dico con una battuta simpatica, spero, ma senza offesa, penso che il comune di Treviso abbia visto che il loro ministro di risultati non ne porta a casa, sto parlando del ministro Kyenge, forse ha pensato di precorrere i tempi e di stimolarlo un po'. Fatto sta che il ministro Kyenge a tutt'oggi, più che andare in giro per l'Italia, non ha fatto. Ecco, velocemente perché so che lei questa sera ha una cena con degli imprenditori agricoli e proprio nel suo intervento ha detto devo andare via perché è un momento difficile per loro, visto il gesto estremo che è capitato proprio qui nella Marca. Beh, 70, oltre ormai settantina di imprenditori che si sono suicidati in giro per il Veneto dà la dimensione di quanto tremenda sia questa crisi. Pensare che di questi suicidi si parla sempre meno, pensare che qualcuno comincia a catalogarli come fatti fisiologici vuol dire che non ci siamo. Noi non gettiamo la spugna, non ci omologhiamo ai suicidi, non ci pieghiamo davanti alla crisi e pensiamo che tutti quei pantaloni, quei cialtroni che in giro per l'Italia sprecano devono essere messi nelle condizioni di non sprecare più e di essere virtuosi come noi. Grazie e buonasera a tutti. Grazie. Direttore, hai qualche altra domanda? No, grazie, benissimo, benissimo, grazie buon lavoro al governatore, grazie.